Benvenuti ad una nuova puntata di Qual Buon Veneto. Ci troviamo ai piedi dell'altopiano di Asiago. Siamo nella provincia di Vicenza. Precisamente oggi siamo a Marostica. I primi insediamenti umani trovarono in questa zona clima e territorio decisamente favorevoli. Sembra, in base ai reperti, che questa zona venne popolata sin dall'epoca della preistoria, anche se per certo venne popolata soltanto nel tempo dei Paleoveneti. Con i Romani la zona prese forma. Riuscirono a costruire strade, strutture, edifici, ma solo dal 300 questa zona venne effettivamente popolata. Poi, sia nell'Alto che nel Basso Medioevo, le varie famiglie nobili si alternarono a governare questi territori, fino al 1400, quando la Serenissima prese possesso della zona e ne determinò uno sviluppo massiccio dal punto di vista territoriale, ma anche dal punto di vista economico. È davvero caratteristica la piazza di Marostica, chiamata la Piazza degli Scacchi. Qui ogni 2 anni si svolge e viene disputata una partita a scacchi a personaggi viventi. Secondo la storia raccontata, fu qui che nel 1454 il castellano di Marostica, Taddeo Parisio, che nutriva dei dubbi circa la scelta del futuro marito per la figlia Leonora, dispose pertanto di concedere la mano al competitore che avesse vinto una partita di scacchi. Non sappiamo se accadde tutto per davvero, però la piazza e la sua storica partita rievocano in modo originale un episodio di storia locale. La città di Marostica mette a disposizione per i visitatori, per i turisti e per i cittadini delle scacchiere con relativi pezzi, così da mantenere viva la tradizione di questa città, così legata strettamente agli scacchi. Il castello di Marostica è l'insieme di 2 castelli, quello inferiore, che è qui alle mie spalle, e quello superiore, che vedremo dopo. Entrambi sono uniti da una cinta muraria di circa 1 chilometro. La prima costruzione risale al 1312, mentre la cinta muraria nel 1372. Fatto interessante, il castello superiore sorge su un'antica torre romana, esistente almeno fino al 1262. Di fronte al castello inferiore troviamo il Palazzo della Loggia, chiamato anche il Doglione, conosciuta anche come la Rocca di Mezzo. Questo palazzo rivestì un ruolo davvero fondamentale nella crescente Marostica, ma dalla costruzione nel 1312 del castello inferiore questo palazzo perse molta della sua importanza.
Marostica non è solo il castello inferiore e il castello superiore o questa splendida cinta murata. Marostica è anche la patria delle ciliegie, le famose ciliegie marosticane, un tipo di ciliegia che viene coltivata ed esiste soltanto qui ed è veramente eccezionale. Il nostro viaggio alla scoperta di Marostica termina qui. Non perdete la foto della settimana inviataci da Valentina da Treviso, che ritrae la località Stramare. Grazie per averci seguito, a presto!